Il potere sa benissimo che il teatro è un luogo di libertà, dove le persone vis-à-vis, cioè vedendosi di persona fisicamente, sviluppano dei pensieri in libertà. E questi pensieri spesso e volentieri sono che cosa? Sono la critica del nostro tempo. E questa critica del nostro tempo, appunto dal VI secolo avanti Cristo, era stato compreso che era necessaria, era proprio un atto di salute pubblica, salute culturale pubblica, mettere in discussione le dinamiche del potere e ciò che dentro di noi ci costringe a fare delle cose magari aberranti, orribili. Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Oggi abbiamo, un ospite che non è un ospite, è un membro della famiglia di casa, che è Siamo Matteo. a casa. Siamo a casa, è una chiacchierata fra membri della famiglia. Noi ogni tanto ci vediamo proprio per, oltre a tutte le nostre, sapete, cronache dal futuro, sapete, insomma, i corsi che teniamo, però con Matteo abbiamo questi progetti di teatro che ci fanno molto chiacchierare e riflettere. Per cui abbiamo deciso di fare questa chiacchierata proprio sul fatto che ci sentiamo, perché noi ci sentiamo esponenti di questa corrente del teatro evolutivo che sempre di più in questa transizione, in questa nuova era nella quale stiamo entrando, diventerà sempre più forte, sempre più grande, ci sarà sempre più richiesta di questi contenuti tecnici e spirituali, in cui si abbinano entrambe le cose, quindi la materia e lo spirito. Matteo, inizia tu a parlarne, io poi darò qualche mio input. Allora, come succede, no? Si trovano assieme due eretici, no? Noi abbiamo storie diverse, io e Adele, no? Ma entrambi siamo, in un certo senso, nati e cresciuti nel mainstream e poi ci siamo tirati fuori da quell'alveo culturale, o meglio sarebbe dire anticulturale, contro la cultura. Abbiamo entrambi capito, per ragioni diverse, in situazioni diverse, con storie diverse, che lì c'era la morte della cultura e quindi anche la morte delle arti, tutte, compreso certamente anche il teatro. No? Il teatro che cosa è diventato lì? O in generale l'arte della recitazione? È diventato soltanto intrattenimento. Non c'è altro. È un po' quello che è successo in tempi antichi, quando dalle origini del teatro greco la cosa venne recepita dai romani. No? I romani non amavano per niente il teatro, anzi, di primo acchito per secoli, anzi, lo hanno veramente odiato. Tanto lo odiavano che prima che i romani costruissero dei teatri ci sono appunto voluti secoli. C'è voluto un imperatore del quale adesso non mi sovviene il nome, che era appassionato di teatro e fece costruire a Roma i primi teatri. E in realtà i teatri c'erano a Roma, ma si montavano il giorno prima delle strutture in legno e poi si smontava tutto e si cancellava tutto, perché non ci doveva essere traccia di questa cosa e in più non avevano molto piacere che si rappresentassero le tragedie greche, quindi Eschilo, Sofocle, quella roba lì non si doveva fare, per ragioni ovvie, cioè perché nel teatro greco l'eroe mette sempre in crisi il suo rapporto con il potere, con gli dei, anzi spesso no, i protagonisti delle tragedie greche se la prendono con gli dei, dice perché mi hai messo in questa situazione, che significa quello che sto vivendo, ci sono vere e proprie invettive e poi l'eroe deve sciogliere da sé con le proprie forze questo rapporto con gli dei che non funziona e ovviamente per un imperatore romano questa cosa era del tutto inaccettabile. Come si può che un uomo singolo metta in discussione l'autorità del potere? Quindi fecero riscrivere nuovi testi teatrali. L'esempio più ovvio e il più noto è quello di Plauto,
no? Che scrive delle cose meravigliose, divertentissime, fatte benissimo, però è tutto intrattenimento, è un teatro comico, diciamo così, è un teatro da ridere, scritto benissimo, divertentissimo, ma senza traccia di quella messa in discussione del potere che agli imperatori romani non stava per niente bene. Quindi, cancellata la tragedia greca, è diventato solo intrattenimento e finalmente i romani, secoli dopo, cominciano a costruire dei teatri. Ecco, io e Adele ci siamo trovati in una situazione simile, no? Avere dei contenuti interiori che mettono in discussione lo status quo e il dominio culturale del nostro tempo e assolutamente non poterlo esprimere, non poter far nulla. Ma E adesso lo quindi, vedi anche, hanno fatto la legge, l'Agcom ha fatto la legge per monitorare i contenuti degli influencer che superano i 500.000 iscritti. Noi non ce l'abbiamo questo problema, però per no, dirti, capito? 500.000 iscritti non ce li avremo mai per nostra fortuna, Sì, davvero, che vuol dire che restiamo saldamente fuori dal mainstream meno male. e va bene così. Quindi che cosa è successo? Che in molti anni di lavoro, sia io che Adele ci siamo posti il problema di come fare a avere una vita artistica senza adeguarci a quello che è oramai il modus operandi della cultura Sì, vorrei dirti una convenzionale. cosa, però ci tengo perché tu lo sai, non siamo gli unici a fare questo tipo di No, ragionamento e abbiamo in Italia per fortuna dei fra virgolette fratelli di percorso, come per esempio voglio citare Claudio Tomaello, ma cioè certo che sì. capito? Grazie. Ci sono delle persone con le quali idealmente lavoriamo insieme, cioè siamo sulla stessa strada e io lo dico sempre, il mio augurio è che si crei una rete di solidarietà fra chi porta avanti questi discorsi proprio per avere delle possibilità di esprimersi in ambiti più larghi. Ecco, questo è. Guarda, mi fa piacere che citi Claudio Tomaello, che è una persona straordinaria, un attore fantastico, ma è soprattutto un uomo di grandissimo cuore. Quando io ho pubblicato uno degli ultimi video sul mio canale su William Shakespeare, dove appunto invitavo a vedere il lavoro di Shakespeare con un occhio diverso da quello, diciamo, del mainstream culturale materialista di oggi, e invitavo le persone a cercare un teatro dello spirito. Ci siamo sentiti, Claudio si è fatto sentire, mi ha fatto un grande piacere, proprio per dirmi quello che hai detto tu adesso, non sei solo, c'è una rete, Sì, è una rete sotterranea, sì, ma è una rete di un'importanza enorme, perché significa che è un impulso artistico che proviene dal VI secolo avanti Cristo, quindi una roba antica, non è mai morto. E l'imperatore romano non è riuscito ad uccidere il teatro. Il Medioevo, che ha poi usato il teatro in maniera oscura proprio, si perdono le tracce della storia del teatro durante il Medioevo e poi risorge qualche cosa nel Rinascimento, vediamo risorgere qualche cosa del teatro, che poi è sempre più il teatro di corte, il teatro del grande intrattenimento per i ricchi, diciamo così. come durante il Medioevo era soltanto la rappresentazione nelle chiese per fare, insomma, l'indottrinamento Ma difatti il sulla teatro nascita. ovviamente subisce, diciamo, grosse repressioni perché la Chiesa non lo tollera, no? La Chiesa con la messa cattolica è il più bello e il più antico spettacolo teatrale che ancora viene replicato. È uno spettacolo teatrale con una regia precisa, efficacissima, visto con gli occhi del teatrante, è uno spettacolo A perfetto che tutti gli funziona da effetti. 2000 anni. E ovviamente loro non gradivano la presenza degli attori, che sono invece irriverenti, liberi, da dire anche che fino a pochissimo tempo fa, cioè al secolo scorso, gli attori ancora venivano seppelliti in terra sconsacrata, non Esatto, c'era la la volevo possibilità dire di... io sta cosa. Porca miseria, cioè, è incredibile quanto è forte questo dogma culturale, anticulturale, contro la cultura,
che va contro il teatro e contro gli attori. Sanno certo. benissimo, il potere sa benissimo che il teatro è un luogo di libertà, dove le persone vis-à-vis, cioè vedendosi di persona fisicamente, sviluppano dei pensieri in libertà. E questi pensieri spesso e volentieri sono che cosa? Sono la critica del nostro tempo. E questa critica del nostro tempo, appunto dal VI secolo avanti Cristo, era stato compreso che era necessaria, era proprio un atto di salute pubblica, salute culturale pubblica, mettere in discussione le dinamiche del potere e ciò che dentro di noi ci costringe a fare delle cose magari aberranti, orribili. Ma pensa, che ne so, a un soldato che si arruola per fare una guerra e poi si trova a fare chissà quali violenze, chissà quali cose orribili. No? Mettere in discussione queste dinamiche, che poi non è solo il soldato, anche uno che lavora per una compagnia e devono fare mors tua vita mea, cioè la nostra compagnia deve vincere, per cui io magari riduco un'altra compagnia concorrente allo straccio, li faccio perdere il lavoro a chissà quante persone, o magari, che ne so, chi fa inquinamento e distrugge un'intera regione perché inquina quel fiume, eccetera. Quindi le dinamiche che il potere ci impone di mettere in atto, che ci portano a delle vere e proprie aberrazioni. Il teatro ha sempre reso possibile alle persone capire le dinamiche del tempo, capire le dinamiche del potere. Shakespeare in particolare, se il potere ne dice di tutti i colori, se si facesse Shakespeare veramente verrebbe immediatamente censurato dall'Unione Europea. Sì, Immediatamente Shakespeare ne lo dice penso anch'io. di tutti i colori e lo dice molto esplicitamente. Potremmo citare il Re Lear e Troilo e Cressida, se ne potrebbero dire vari. Comunque, noi ci siamo posti il problema di come fare un teatro che contenesse di nuovo questi elementi, malgrado da piccolissima minoranza, malgrado sotterranei, malgrado nascosti, abbiamo capito che vi sono dei contenuti spirituali, cioè qualche cosa che riguarda le leggi morali che governano il vivere, leggi superiori che non hanno soltanto a che vedere con le pulsioni della psiche, quindi con i desideri, le emozioni, le frustrazioni personali, ma con qualche cosa che è più grande, no? Diceva Kant, la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Ecco, cerchiamo di guardare a questa legge morale e a questo cielo stellato, cerchiamo di guardare emozioni, desideri e le pulsioni interiori e anche ciò che governa il mondo nel quale viviamo. Questo modo di vedere il teatro è stato completamente censurato, obliato. È stato detto che questo era il teatro serio, che era il teatro di parola, poi a un certo punto era diventato il teatro borghese e basta con queste cose noiose, vogliamo un po' di leggerezza. Dagli anni 80, 70, 80 è cominciata questa cosa, poi è cominciato quello che Pierpaolo Pasolini molto acutamente chiamava il teatro del gesto e dell'urlo, vale a dire quei teatri dove col nonsenso nichilista e criptico delle frasi e dei temi trattati vedevamo quello che si buttava per terra colpendosi e poi sprizzava il sangue, e grida e dolore, e tu uscivi dal teatro depresso. No, non Stanco. solo, ma non ci avevi capito niente. Qual è E il messaggio? non ci avevi capito niente, però eri depresso. No, Sicuramente. aspetta, non solo eri depresso, ma avevi pure paura di dire che non ci avevi capito niente, sennò parivi ignorante, capito? Ovviamente, perché il tutto è andato, e ancora esiste ancora questa cosa, va sotto l'egida del teatro di ricerca, per cui tu sei uno che non è avanti, non sei avanti se non hai capito che questo teatro del gesto e dell'urlo, benissimo definito già da Pasolini negli anni 70, se non capisci che cosa dicono. In realtà che cos'è che dice il teatro del gesto e dell'urlo? Soffro in questo mondo e non trovo una soluzione. Esatto. E questa cosa mi fa gridare e agitare, e appunto mi agito col gesto e grido con la voce. Pasolini ce l'aveva indicata una strada, la chiamava il teatro di parola, dove l'attore
doveva dare al pubblico la netta impressione di sapere che cosa sta dicendo. Ecco, la parola è l'elemento che ci è stato sottratto da decenni di teatro del gesto e dell'urlo, oppure teatro di intrattenimento, sciocchezzeria comica, magari anche bellissima. Io non ho niente contro il comico, anzi, il comico quando è fatto bene mi piace tantissimo, le commedie sono meravigliose, ma è stato imposto che fosse solo quello, è tutto un cinepanettone. È tutto una sciocchezzeria, è tutto una stellina della televisione che magari non sa recitare in teatro perché ha tutt'altra formazione, però chiama il pubblico e quindi vanno a vedere questi pseudo, non attori di teatro, diciamo così, a fare sempre delle cose leggerissime. Oppure quando le cose sono serie, tu esci dal teatro depresso, stanco. Ti sei beccato una bomba di nichilismo e di depressione. Ecco, possiamo sfuggire a tutto questo? Sì, tu hai citato Claudio Tomaello, andate a vedere uno spettacolo di Claudio, quello che vi pare, e vedrete che uscirete da teatro pieni di gioia, pieni di energia, Carichi, con carichi. quasi, oserei dire, guariti, Sì, 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 quasi, è così. proprio con una forza, è la gioia proprio di avere ritrovato un senso delle cose. Ecco, ci stiamo ponendo questo problema. Come faccio io a fare un teatro che offra quello che è stato obliato, negato, proibito, censurato, tolto di mezzo da decenni di stradominio culturale di una certa corrente politica, poi c'è l'altra corrente politica che se n'è fregata e li ha lasciati fare liberamente, per cui il teatro deve essere solo in un certo modo, così. E se non sei così, ti taglio i fondi, non esisti, non ti do gli spazi, metti in discussione quello che dico io, per cui zam. E io queste cose le ho vissute nella mia pelle, proprio sulla mia pelle, tantissimo, tanto che ovviamente abbiamo smesso, no, entrambi di stare nei circuiti ufficiali, ma non mi ci avvicino neanche perché tanto è una causa persa. Lì è come andare in un luogo dove ci sono persone infette di una malattia e infettarsi e morire di quella malattia, e quelle persone un po' come durante la peste. Io mi ricordo un bellissimo racconto di Edgar Allan Poe, il re peste, no? C'è la peste, tutti hanno la peste e quindi si mettono insieme e si godono gli ultimi istanti di vita ridendo, chiacchierando, bevendo, festeggiando, ne fanno di tutti i colori e poi ovviamente muoiono tutti. Ecco, questa è una morte culturale profonda. Perché? Perché mancano tutti i riferimenti allo spirituale, cioè le parti superiori non esiste solo l'anima e il corpo, esiste anche lo spirito, ma noi dobbiamo essere atei, noi dobbiamo essere nichilisti, se no non siamo inclusivi, perché qui e perché là e perché su e perché giù, e allora le nostre tradizioni culturali non possono esistere. Noi italiani che abbiamo 800 anni di storia letteraria scritta nella nostra lingua, non ne abbiamo più traccia. Io vorrei chiedere alle persone quando è l'ultima volta che hanno sentito recitare Torquato Tasso o Giovanni Pascoli o Giacomo Leopardi, quando è l'ultima volta che avete sentito uno di questi poeti? O Petrarca? Quando è l'ultima volta che avete sentito un attore italiano famoso fare qualche cosa di straordinariamente bello? Anche Ludovico Ariosto, che è più o meno Hollywood, quindi è proprio intrattenimento Ludovico Ariosto, manco quello. Quando è l'ultima volta che avete sentito un attore italiano famoso fare qualche cosa della nostra Ma non tradizione? li conoscono questi autori, gli attori famosi. Non hanno neanche studiato la tecnica per poterli fare, soprattutto, non sono in grado, perché quella tradizione orale, che è poi qualcosa che si studia lungamente, perché bisogna imparare l'epico, bisogna imparare il lirico, non solo l'arte drammatica, ma l'arte epica oppure l'arte lirica, non si studia più. O magari si studia un pochettino in accademia, ci si passa un attimo e poi si dice sì, però queste cose non le fai, magari la poesia ogni tanto vai a leggere nelle scuole, se proprio ti chiamano a fare un intervento nelle scuole, e poi però tu devi fare quella tecnica di recitazione che va nelle nostre serie TV, cioè
sussurrato, finto, per far vedere che le battute le butti via, come si dice. Non recitare, buttale via, non recitare, buttale via. E se devi fare nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, come fai a non recitarla e a buttarla via? Cioè è un metodo di cancellazione della nostra cultura, della nostra identità. E Infatti la noi vogliamo chiamano cancel semplicemente culture. difatti si chiama cancel culture, cioè cancellazione delle culture, e noi vogliamo semplicemente recuperare tutto questo in un teatro che ci renda liberi di esprimere tutti i contenuti che il nostro corpo, la nostra anima, il nostro spirito vogliono esprimere, senza questi dogmi feroci, perché sono dogmi feroci, che ci vengono imposti da una certa parte politica, culturale del nostro paese, che ha assunto il ruolo di guida incontestabile del nostro paese, con gli effetti che poi vediamo, perché destra e sinistra in Italia praticamente oramai sono lo stesso partito in sostanza, si distinguono per dei dettagli, ma quando si tratta di mettere 37 miliardi per fare la guerra, non hanno nessun dubbio che quei 37 miliardi vadano messi, 37 miliardi sottratti a noi, poi vediamo quanto investono del PIL nella cultura e ci si drizzano i capelli perché so due soldi rispetto a quello che sperperano per altre cose con quei 37 miliardi. Io non so quanti ospedali, scuole, teatri, eccetera, si sarebbero potuti costruire, quanti artisti sarebbero stati finanziati, cioè messi in grado di lavorare per anni e anni e anni facendo risorgere culturalmente il nostro paese. Ecco, questo non si può fare perché una certa parte politica ha deciso che bisogna essere dei nichilisti, atei, bisogna cancellare le nostre tradizioni culturali e soprattutto che esiste il corpo, esiste l'anima, ma non esiste lo spirito. E quindi un teatro che voglia liberare l'uomo e voglia l'evoluzione spirituale dell'uomo deve recuperare tutto quello che ci viene proibito di trattare. Bene, detto l'antefatto, parliamo della cura. E certo che sì. La cura è, se si hanno questo tipo, perché a volte mi capita di essere contattata da giovani che mi dicono: ma io voglio fare teatro, ma cosa devo fare? Effettivamente, guardandoci in giro, dove li mandiamo questi ragazzi? Non è che ci siano posti o persone che, tranne pochi riferimenti, che perseguano questo tipo di teatro. E allora, diciamo, nel nostro piccolo noi cerchiamo di offrire percorsi, laboratori, mettere anche giù degli spettacoli, perché tu lo sai che fatica che facciamo a tirare giù degli spettacoli che sappiamo che verranno rappresentati con la buona, diciamo, nella buona sorte di avere qualche amico che ci ospita, qualche associazione che voglia rappresentarli, e così funziona. Però poca roba, ma si riesce a farla. Per esempio, stiamo pensando con Matteo di fare un progetto su Shakespeare, no? Certo. Sì, e secondo me sarà bellissimo. Sarà bellissimo perché finalmente gli attori eh, tornano ad essere i protagonisti. I protagonisti di un percorso in cui sono loro a voler esprimere tramite le parole di Shakespeare, ovviamente, i contenuti che gli stanno più profondamente a cuore. Che cosa è successo agli attori Ecco, nel... diciamola questa cosa soprattutto nei laboratori, dato che viviamo in questa cancel culture dove una volta erano gli attori a proporre ai registi delle cose da fare, adesso abbiamo, diciamo, viviamo la situazione opposta. Qual è, Matteo? È il contrario, e purtroppo siamo caduti nell'opposto Sto contrario. caduto in basso. No? Io ho insegnato teatro tantissimi anni, adesso piano piano sto ricominciando ad insegnare dopo alcuni anni di stop che mi sono imposto perché veramente ero stanco di operare appunto in un contesto culturale dove, ahimè, ehm, dovevo sottostare a degli obblighi, dei dogmi veri e propri. E la situazione qual era? Che l'allievo medio viene e siccome crede nella tecnica, cioè nel dato meccanico,
che in parte ha una grande valenza, ma che dovrebbe essere messa la tecnica al servizio del talento, o meglio anche il talento al servizio della tecnica. E questa cosa del talento, essendo un dato spirituale, non se ne parla più. E quindi mediamente che cosa fa un allievo? Viene da me e mi dice: Matteo, dimmi tu che cosa devo fare. Il maestro sei tu, no? E sostanzialmente Il che in parte è vero. in Il che parte in è parte è vero. vero. Facciamo un esempio con la musica, che con la musica si capisce meglio. Io da ragazzina, a me è sempre piaciuta la musica, qui sto circondato da strumenti musicali dappertutto perché mi piace tantissimo fare musica. Io da ragazzino mi piaceva suonare la chitarra, avevo imparato 4 accordi e torturavo tutti quelli che mi stavano attorno perché tutto il giorno mi facevo i miei 4 accordi e chi mi poteva fermare? Perché quella era la mia passione, ciò che mi esplodeva dentro, proprio come esigenza naturale di espressione Dai. della creatività. Allora, quando mi arriva un allievo che, seguendo quei dettami culturali che abbiamo descritto prima, è diventato un vuoto passivo, annullato nella sua creatività, incapace di rendersi libero da solo, che cosa devo pensare io? Io ho davanti a me una vittima di un sistema culturale che lo ha ucciso e adesso lo devo risuscitare. Dimmi tu che cosa devo fare, è la domanda peggiore, cioè è la ammissione di una sconfitta totale del proprio spirito che oramai è annullato. E quindi lì il percorso non è dirgli prendiamo questo monologo dal Giulio Cesare e fammi questo, perché ovviamente non funziona così. La domanda è: che cosa accende la tua curiosità? Che cosa desideri? Che cosa ti fa immaginare? Che cosa desideri? La tua libertà. Cosa va cercando? L'amore che c'è nel tuo cuore, cosa va cercando? E quando fai questa domanda ad una vittima del sistema culturale entrano in crisi, perché non se lo sono mai chiesto. E ovviamente la soluzione non è recitami questo pezzo, ma cominciamo a scoprire che tu hai una libertà, che tu hai un amore dentro il cuore, che tu hai una tua creatività. Questo processo è dolorosissimo per molte persone, ma è un processo necessario, perché da lì si liberano forze creative potentissime che mettono l'attore in grado di fare il contrario, cioè venire da me, come poi altri allievi fortunatamente fanno, e mi dicono: Matteo, guarda, sto facendo il Conte Ugolino, me lo senti che ci lavoriamo assieme? Babam, bingo, lì stiamo lavorando, lì stiamo correndo. Perché? Perché tu con la tua libertà stai facendo ciò che credi e stai usando quel corso per lavorare, per impastare la tua creta. Anche perché tutti noi, come nella musica, parlando ancora di musica, abbiamo i pezzi nelle nostre corde. Questo vale anche per il Ovviamente, teatro, no? ovviamente, mio papà, che era un attore che la sapeva lunga su queste cose, mi diceva: un violino suona come un violino, un contrabbasso suona come un contrabbasso. Allora, se poi Matteo dà il pezzo del contrabbasso a uno che sarebbe un violino e non lo sa, perché non sa chi è come, come artista creativo, come uomo libero che crea, ma lo deve scoprire, io faccio più danno che altro. Il vero problema è fargli scoprire che strumento è. Uno sarà un violoncello, quell'altro sarà un clarinetto, un altro sarà i timpani, un altro sarà il gong, non lo so, possono essere tutti gli strumenti dell'orchestra, perché anche nel teatro, no? Eh sì, una rappresentazione è un po' un'orchestra, no? È proprio così, è proprio come un'orchestra. Allora, la riscoperta della propria identità spirituale. Questo è uno dei passi fondamentali. E finalmente liberarsi dal dogma della performance, cioè che tu devi essere performante. Non c'è niente di più triste di un ragazzo che venga a lezione con i fogli di un provino, che vuole vincere quel provino e disgraziatamente per lui su quei fogli ci sono scritte delle parole e lui non sa nulla delle parole, ma vuole sapere come mettere le sue emozioni dentro quella roba lì.
Ma tu comunque c'hai delle parole scritte, Cicciobello. Se non conosci la parola con la P maiuscola, non ne verrai mai a capo. Finirai per fare quel finto sussurrato su, 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 non recitare e buttala via, che piace tanto ai controspiritualisti, agli inquisitori del nostro tempo, a quelli che ancora bruciano sul rogo gli eretici. Culturalmente è questo quello che succede, la cancel culture, ma sono roghi culturali. E ancora il rogo dei libri. Chi l'ha fatto il rogo dei libri? E lo state facendo voi il rogo dei libri ancora, voi che vi credete progressisti, inclusivi, eccetera, eccetera, lo state veramente facendo voi. Quindi per noi si tratta di far liberare gli spiriti degli attori che, ritrovando se stessi, scoprono che strumento sono, e quando scoprono che strumento sono possono finalmente suonare tutta la musica che gli pare. Allora non ci sarà più Matteo o Adele che ti dice fammi questo, ti do un ordine e tu lo segui, ma non è, questa non è la creatività, questa non è la libertà, questa Infatti, non è il tuo amore. infatti quando facciamo i laboratori, la prima cosa che spiego è che un attore per il teatro evolutivo è un creatore. Non c'è altra possibilità, cioè non si può disgiungere, malgrado sia stato fatto questo, l'idea della libertà dall'idea della creatività. Invece, con l'avvento della figura del regista e l'attore che non è altro che un mero esecutore di un'idea superiore che gli viene data dall'alto, questa idea è stata cancellata. Allora, l'attore sì, se ha un grande talento può dire io la faccio un po' più così, io la faccio un po' più colà, ma sostanzialmente deve rientrare dentro l'alveo delle idee che gli vengono imposte dall'alto. Ovviamente questo non è così che è il teatro, non è nato così. Fra l'altro noi italiani veniamo da una tradizione completamente diversa, che è quella delle compagnie di giro, dove c'era il capocomico, che era regista, primo attore, faceva un po' lui, era sì un'autorità superiore, ma era un'autorità superiore perché era bravo a recitare. Questo era. Invece il regista che non sa recitare e che impone agli attori di essere il se stesso che lui non sa essere, corrisponde a quella cosa che si ha anche nella critica d'arte. Diceva Oscar Wilde, si fa della critica quando non si può fare dell'arte. Fatto salvo il fatto che esistono dei veri critici anche, che sono dei veri profondi esperti di quella materia e non sono dei frustrati. Lo si capisce chiaramente. Che ne so, vorrei fare degli esempi, ma no, non facciamo degli esempi. No, Sennò... non facciamo nomi. No, invece volevo dire una cosa, e questo è per chiudere, Matteo. Secondo me uno degli equivoci del teatro, ecco perché Pasolini parlava del teatro della parola, è che per noi che facciamo la scienza dello spirito, lo diciamo sempre chiaramente, la parola, signori, non è aria fritta, è energia, potente. è un'entità spirituale capace di veicolare, è una forza capace di veicolare sentimenti, pensieri, cambiamenti nelle persone. Ecco perché il dominio della parola, la tecnica di dominio della parola è un'arma di cui hanno Enorme. paura. È proprio quello, per quello che ci è stato sottratto la parola. Per cui dagli anni 70 in poi, anche da prima in realtà, comunque dagli anni 70 in poi, il corpo, le emozioni, il corpo, le emozioni, il corpo, le emozioni, e la parola no, perché la parola ha un potere enorme. Se io dico albero, oppure dico automobile rossa, chi mi ascolta ha immediatamente l'immagine dell'albero o dell'automobile rossa, e io l'ho solo detto, e ognuno di quelli che hanno ascoltato questa frase si sono creati la propria automobile rossa, il proprio albero. Questa è libertà creativa. Invece il mainstream del nostro tempo ti mette una bella immagine di un albero, una bella immagine di un'automobile rossa, te la fanno loro l'automobile rossa e tu te la becchi così e diventi un fruitore passivo dell'arte, che non ha più né arte né parte nel processo creativo. Sei uno che deve stare zitto e subire la realtà già bella, fatta e confezionata come
come ti viene imposta. Noi, proprio con la parola, invece, semplicemente raccontando Cappuccetto Rosso, liberiamo sia la creatività dell'attore, sia la creatività del pubblico, e questo il potere non lo sopporta. Sì, sì, infatti. Vabbè, detto questo, ma avete capito che questo è anche un argomento che tratteremo ancora, tratteremo sicuramente. Sicuramente andremo avanti facendo degli incontri, dei corsi, questo dobbiamo dirlo, per cui sappiate che potete fare riferimento ad Adele, insomma cercateci, perché noi non è che ci staremo fermi a questo salottino di questo incontro adesso, ma andiamo nel pratico a farle queste cose. Sì, infatti aspettatevi che presto vi daremo notizie dell'organizzazione che stiamo facendo per fare una parte teorica e una parte pratica proprio di laboratori atti a, come devo dire, praticare il sentiero del teatro evolutivo partendo sempre e solo da noi stessi, cioè da un lavoro interiore su noi stessi. Più di questo penso che per oggi non possiamo dire, però seguiteci e vi informeremo, vi terremo aggiornati. Grazie Matteo, di vero cuore, perché tu per me lo sai, sei un fratello col quale posso condividere pensieri che purtroppo ci vuole, è una nicchia di persone, io lo devo dire, con la quale posso parlare di queste cose a questo livello, però veramente ti ringrazio di esistere e ringrazio voi che ci state seguendo. Per favore non diventate 500.000, se no mi fanno entrare nell'Agcom, rimanete così sotto traccia, ci piacete così. Quindi grazie a tutti e alla prossima, arrivederci. Grazie. A presto.